Benvenuti e buona domenica. Oggi è il 29 marzo 2026. Il sole sorge alle 5.58 e tramonta alle 18.33. La luna si leva alle 14.28 e cala alle 4.22. Oggi la Chiesa celebra San Secondo di Asti. Oggi, 29 marzo, si celebra la giornata mondiale del pianoforte. Una ricorrenza che cade nell'88° giorno dell'anno come il numero dei tasti dello strumento, per onorare lo strumento musicale più completo. Anche se spesso pensiamo ai grandi compositori dell'Est o del Nord Europa, ricordiamoci con orgoglio che il pianoforte è un'invenzione italiana. Fu ideato infatti a Firenze intorno al 1700 da Bartolomeo Cristofori, un geniale liutaio dell'epoca. Terence Hill, icona intramontabile del cinema e della TV, celebra oggi il suo 87° compleanno. Mario Girotti, questo è il suo vero nome, ha attraversato decenni di successi. Dai leggendari western con l'amico Bud Spencer fino ai record di ascolti nei panni di Don Matteo. La sua eleganza e i suoi occhi azzurri restano un punto di riferimento per il pubblico di ogni età. E Fabrizio Corona compie oggi 52 anni. Personaggio divisivo e costantemente al centro della cronaca, il re dei paparazzi ha segnato un'epoca del gossip italiano attraverso agenzie fotografiche e scandali mediatici. La sua vita, tra successi imprenditoriali e complesse vicende giudiziarie, continua a far discutere l'opinione pubblica. Elena Sofia Ricci, una delle attrici più versatili del panorama italiano, festeggia oggi 64 anni. Vincitrice di numerosi David di Donatello e Nastri d'Argento, ha saputo spaziare dal cinema d'autore di Pupi Avati e Paolo Sorrentino alla grande popolarità televisiva con serie amatissime come I Cesaroni e Che Dio ci aiuti. Il 29 marzo 1973 gli ultimi soldati americani lasciavano il Vietnam, completando il ritiro delle truppe statunitensi. Si chiudeva così una delle pagine più sofferte del XX secolo, una guerra durata 15 anni che ha segnato profondamente la storia e la cultura di un'intera generazione. Sapevate che mangiar sano può parlare ai vostri geni? Uno studio della Stanford Medicine ha dimostrato che una dieta ricca di fibre non fa bene solo alla linea. La digestione delle fibre produce sostanze che sono in grado di modificare l'attività genica a nostro favore. Questi sottoprodotti agiscono come interruttori che attivano proprietà antinfiammatorie e antitumorali, proteggendo così attivamente l'intestino e regolando la crescita cellulare. Un motivo in più per non dimenticare mai la verdura a tavola. Buona domenica ai 12. La Luna e Venere, le signore dello zodiaco, oggi sono in un armonico trigono. Vediamo cosa hanno in serbo per i 12 dello zodiaco. Ariete, per voi oggi è una splendida giornata da dedicare ai sentimenti. Venere è ancora ospite nei vostri gradi, per cui godete del benefico aspetto che le signore dello zodiaco oggi elargiscono alla vostra vita sentimentale, che sembra stare diventando fantastica. Toro, il benessere di Venere chiaramente influisce su di voi in maniera positiva, vi fa sentire più sicuri in famiglia, nei vostri affetti e soprattutto nelle relazioni in generale. Gemelli, giornata divertentissima e piena di sorprese gradite e affettive. Venere e Luna sono in trigono tra loro e sono entrambe compatibili ai vostri gradi. Divertitevi. Cancro, per voi oggi Giove tesse tutta una serie di sogni che hanno a che fare con la comunicazione e la passione, quindi oggi siete un pochino più intriganti. Leone, ancora una volta la Luna è dalla vostra parte e si abbraccia con Venere in un bellissimo trigono, per cui oggi potreste cercare di essere un pochino più dolci in amore, meno imperiosi e soprattutto dediti alle gioie della vita. Vergine, una giornata oggi che promette da Venere e dalla Luna di migliorare di molto il vostro umore, un weekend più romantico, un qualcosa di più piacevole nella vostra intimità. Bilancia, per voi oggi la bella Venere, il vostro astro timone, è assolutamente magnificata, anche se in opposizione c'è qualche obiettivo da raggiungere in amore e rivolete di nuovo la favola. Prendetela. Scorpione, una giornata oggi molto ma molto complessa.
proprio perché sta accadendo che la Luna porta con maggiore chiarezza le volontà di Venere, quindi saprete benissimo come gestire questa situazione importante a livello sentimentale. Sagittario, per voi oggi una stupenda luna di trigono con Venere sono assolutamente compatibili per farvi passare una domenica bestiale. A livello sentimentale siete tra i più favoriti dello zodiaco. Cancro, per voi oggi è una giornata in cui la luna in combutta con Venere sta facendo arrivare al cielo del Capricorno tutta la forza del desiderio di Giove, quindi cari Capricorno cercate di essere molto coerenti con i vostri obiettivi affettivi che sembrano andare per il verso giusto una volta tanto. Acquario, divertentissima giornata per voi oggi, la luna sembra comunque molto più dolce anche dalla sua distante opposizione. Venere però è sempre vostra amica, quindi in amore qualcosa di dolce e di amaro. Pesci, per voi oggi è una giornata in cui starete a guardare i meccanismi intorno a voi e desidererete essere solo lasciati in pace, magari a leggere un buon libro o a casa romanticamente in famiglia. Che il concerto abbia inizio. Il 29 marzo 1871 veniva inaugurata la Royal Albert Hall di Londra, una delle sale da concerto più famose al mondo. Alla cerimonia partecipò la regina Vittoria, dedicando il monumento alla memoria del defunto consorte Alberto. Con i suoi oltre 5.000 posti, ancora oggi ospita gli eventi musicali più prestigiosi del pianeta. In Spagna si dice darle la vuelta alla tortilla. È l'esatto equivalente del nostro rovesciare la frittata e si usa per descrivere un cambiamento drastico di una situazione, specialmente quando qualcuno cerca di volgere un argomento a proprio favore o quando le sorti di una sfida cambiano improvvisamente all'ultimo momento. Oggi ricordiamo la sensibilità estrema di Luca Flores, un pianista jazz di immenso talento. Il 29 marzo 1995, a soli 38 anni, Flores decise di congedarsi dal mondo, pochi giorni dopo aver inciso il suo testamento spirituale, l'album Innocence. La sua vita, segnata da un dolore profondo legato all'infanzia, è stata raccontata con grande delicatezza da Walter Veltroni nel libro Il disco del mondo, da cui è stato tratto anche un film che celebra la sua folle e meravigliosa musica. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Chi decide cosa è normale? La normalità è un'invenzione di chi è privo di fantasia. Concludiamo con il nostro pensiero della grande Alda Merini questa puntata della domenica, sperando di aver alimentato la vostra curiosità e fantasia. Iniziamo quindi questa giornata con la voglia di scoprire qualcosa di nuovo. Io vi ringrazio sempre per essere stati con noi e vi aspetto domani per l'inizio della settimana assieme. Buona domenica e buona giornata dalla vostra Jaire.